Facciamo il rec? Ok. Allora ragazzi, qua chi è che ha acceso il trattore? Tu hai acceso il trattore? Ah sì, beh, abbiamo un po' di passione, per noi è un piacere ritrovarci qua ogni anno, insomma, con questa manifestazione, certo. Ma quali sono le operazioni da fare per metterlo in moto? Perché non è mica semplice. Beh, dipende anche da trattore a trattore, se è un testa calda o un ciclo diesel. In questo caso, ad esempio, va riscaldata la calotta sotto per permettere che ci sia la temperatura giusta per il primo scoppio. E in questo momento vediamo appunto la fase di accensione. Questi sono dei landini, vero? Dei landini. Landini, marca italiana, quindi non erano solamente gli americani a fare i trattori? Assolutamente no, la meccanica italiana è sempre stata buona e siamo sempre stati all'avanguardia qui in Italia con le macchine agricole, ecco. Grazie, tu sei? Stefano. Grazie Stefano. Allora amici, abbiamo cominciato questa puntata con la festa della trebbiatura di Quinto di Treviso e la chiudiamo dalla provincia di Vicenza con un'altra festa della trebbiatura raggiunta la sua 14ª edizione. Siamo a Cadolfin e io incontro con piacere le persone che si occupano ormai da molto tempo di organizzare questa festa. Do il benvenuto a Gianni Ferraro e a Giampiero Lando, che sono il presidente, Giampietro, che sono rispettivamente il presidente e il vicepresidente della Corte Contadina di Cadolfin. Allora, ci spieghi un attimo, insomma, questa festa che cos'è? In che cosa consiste? Ma come può vedere anche lei, è rievocare il sistema della vecchia trebbiatura che facevano i nostri predecessori, i nostri padri, una volta non c'erano tutte le trebbie come le comodità che c'erano adesso. Una volta erano questi trattori, che può notare anche lei, può vederli, sono i trattori del tempo. E dopo, come lei può vedere, rievochiamo lì la trebbiatura come una volta. Abbiamo delle falciatrici che fanno già i covoni che poi può notare, di frumento. Dopo vengono caricati su dei rimorchi e vengono fatte la trebbiatura come si faceva una volta, insomma, con proprio le macchine d'epoca, insomma, diciamo. Ed è bellissimo. Abbiamo un altro salve. Lei signor? Mezzalira, fratelli Mezzalira. Quindi anche lei ne sa di questa festa? Siamo stati i promotori qua con Ferraro, con quel Conte, con tutti quanti la compagnia da Cadolfin, e che abbiamo cominciato a dare un formento papaveri, battiserio e tutto. E dopo quando veniva a trebbiare avevamo fuori neri come i ferrovieri, perché il formento butta fuori anche il nero sì, perché quando si ossidano, che tappa la nebbia, butta fuori il nero, fuori il cauncio, capito? Insomma, ci sono anche i giovani però che partecipano a questa iniziativa. È una cosa molto importante coinvolgere tutta la gioventù che inizi a capire e vedere come una volta si faceva questo tipo di lavoro, che era un lavoro molto più duro di adesso, che adesso sono grandi macchine, ma qua una volta si lavorava tutti in compagnia, nella corte, si faceva la festa, si brindava assieme dopo il lavoro. Era una grande festa, Adesso forse questa festa è un po' venuta a mancare, però vediamo che riusciamo a coinvolgere ancora qualche bel giovanotto che ci venga ad assistere ed imparare, soprattutto perché non è così semplice capire tutti i meccanismi di una volta e come si facevano le cose manualmente, con la grande passione del sudore, insomma, col sudore della fronte. E qui oggi ho saputo che c'è anche una delegazione di persone che vengono fuori dal Veneto. Sì, c'è una delegazione di persone che sono venute da Cuneo, che ci assistono tutti gli anni. Sono venuti addirittura con un Unfel, con un trattore da Cuneo, sono venuti qua direttamente per la strada, per le stradine. Quest'anno sono venuti invece in macchina, però ci hanno sempre voluto bene e ci vogliono bene ancora, mi fa piacere perché trovano una festa così buona e tranquilla e che ci dà la soddisfazione di stare assieme più che tutto il resto. Allora, ci ha raggiunto anche il sindaco. Ci ha raggiunto il sindaco, il signor Paolo. Sindaco, molto piacere. Allora, qui 14ª edizione di questa festa della trebbiatura, un modo insomma per rivivere la nostra storia. È una rievocazione importante che l'amministrazione comunale già nel passato aveva promosso
siamo naturalmente patrocinanti ma anche partecipiamo con un contributo economico. Un'occasione importante, colgo l'occasione per ringraziare le associazioni che sanno sempre un grande affare su questa manifestazione. Credo che sia un momento molto importante per la comunità rosatese, soprattutto per le nostre tradizioni. Grazie Sindaco e diamo il benvenuto anche a Marino Finozzi, assessore regionale al turismo, che ci è venuto a trovare. Allora, assessore, una manifestazione che coniuga un po' le tradizioni contadine del nostro Veneto al turismo, perché anche in queste occasioni si può fare turismo di prossimità. Certamente, anche perché il turismo legato alle tradizioni rurali sta avendo sempre maggior successo, quindi queste manifestazioni avvicinano la gente a questa storia che non abbiamo dimenticato e che è necessario continuare a ricordare. Le nostre tradizioni diventano per noi motivo d'orgoglio da raccontare a quei turisti che vogliono visitare la nostra terra. E poi in questo momento, assessore, io credo in cui insomma nelle tasche delle persone non ci sono moltissimi soldi, potersi muovere anche di poco per queste iniziative può essere una soluzione per passare un bel weekend. Soprattutto anche per ricordare alla gente che quando queste macchine erano, come dire, mezzi di uso quotidiano, forse la vita era ancora più dura di oggi. Quindi magari ricordando i sacrifici che hanno fatto i nostri nonni, i nostri avi, possiamo affrontare il futuro con maggiore decisione e con maggior coraggio. Noi siamo a Rosà, siamo in provincia di Vicenza, siamo poco lontani da una fascia che si chiama Pedemontana Veneta e che è stata riconosciuta proprio dalla Regione Veneto come uno dei tematismi. Sì, infatti questa è una zona che ha tantissime cose da raccontare a un turista che può arrivare anche da lontano. E quindi riconoscerla all'interno della nuova legge sul turismo è stato un passaggio obbligato. La Pedemontana ha cose da raccontare come quelle che raccontiamo oggi con questa manifestazione. Abbiamo tradizioni, storie, vini, prodotti tipici, piatti tipici, storia, perché a due passi da qua abbiamo città come Bassano, come Marostica, come Asolo, che hanno tantissime cose da raccontare. Quindi queste manifestazioni, grazie anche a coloro che le organizzano, riusciamo a portare gente a conoscere questo territorio che merita. Grazie a Marino Finozzi, assessore regionale al turismo, grazie ai miei ospiti, speriamo insomma di avervi fatto venire voglia di visitare questi luoghi tra la terra e il cielo qui della Regione Veneto. Grazie ancora, adesso restate con noi perché c'è l'ultima parte di Verde Nord-Est, vi facciamo vedere un servizio che abbiamo realizzato a Venezia, cena di notte.